Da un punto di vista emotivo, magari vorrei in certi momenti chiedere scusa o cose così, però penso che soprattutto che sia ridicolo, fuori luogo, visto le entità, cioè visto grave ingiustizia che ho commesso. La grave ingiustizia che ho commesso, dice Filippo Turetta, che motiva così il perché non ha mai chiesto né intenda chiedere scusa. Io penso che delle scuse potrebbero solamente creare ulteriore emozioni negative, ulteriore dolore verso, verso le persone che già provano dolore e sofferenza per quello che è successo. In aula Filippo torna su quel maledetto sabato sera, in particolare su quella traiettoria di morte tra Vigonovo e Fossò, i due coltelli sul sedile posteriore e i fendenti su Giulia, al culmine dell'ennesima lite, la ragazza che urla e tenta di scappare. Io ricordo che avevo, sì, i- il coltello in mano, a un certo punto avevo solo il manico, quindi non so, in qualche modo deve essersi rotto, forse l'ho colpita, forse ho colpito il pavimento, cioè Per i legali della famiglia Cecchettin non ci sono dubbi, il quadro della premeditazione è chiaro, non c'è alternativa all'ergastolo. Credo che sia incommentabile quello che ha detto Turetta oggi, credo che sia proprio incommentabile. Cioè Gino ti aspettava delle scuse o comunque... Non ho mai parlato con Gino di scuse, credo che, ripeto, secondo me l'atteggiamento che Turetta oggi ha avuto in udienza non è altro che la conferma diciamo, della personalità che ha dimostrato in tutta questa assurda vicenda e mi pare che tutte le aggravanti siano non confermate, straconfermate. Un minimo di resipiscenza non l'abbiamo, avete visto, nemmeno intravisto e quindi credo che adesso starà alla Corte immaginare la pena più adeguata che evidentemente a mio giudizio è quella massima.